Nessun obbligo di demolizione e nessuna acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato per il proprietario quando risulti l'estraneità a compimento dell'opera abusiva. Infatti, secondo le accolte doglianze di un professionista palermitano proprietario di un esteso terreno ricadente nel comune di San Gimignano concesso in locazione, il TAR Toscana, con sentenza del 19 ottobre 2021, ha condiviso le tesi sostenute dall'avvocato Michele Cimino in tandem con l'avvocato Giorgio Troia e Oscar Di Rosa, che opponendosi all'ordinanza di demolizione ingiunta dal comune di San Gimignano al proprietario del fondo ha ingiustificatamente ritenuto lo stesso responsabile dell'abuso, rischiando di dar seguito all'acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato nei confronti del fondo del proprietario. Il TAR toscano, ripercorrendo la pronuncia 345 del 1991 della Corte Costituzionale, ha precisato che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, ma una sanzione autonoma conseguente all'ordinanza di demolizione. D'altronde, essendo l'acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolire, si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella sfera di altri soggetti e in particolare nei confronti del proprietario dell'area quando risulti in modo inequivocabile la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento. Per l'avvocato Michele Cimino, in definitiva, rifacendosi alla tesi difensiva che ha scardinato le tesi della controparte, ha concluso osservando come sia fondamentale impugnare per tempo l'ordine di demolizione, avendo l'atto di accertamento dell'inottemperanza una mera valenza ricognitiva e costituendo quest'ultimo non il titolo del trasferimento di proprietà all'amministrazione pubblica, ma il titolo per l'immissione nella disponibilità del bene per la trascrizione del trasferimento di proprietà. Così un ritardo dell'impugnativa avrebbe causato una inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse. Sulla base di tali considerazioni, quindi, il TAR Toscana ha accolto le doglianze del ricorrente, annullando l'ordinanza di demolizione e condannando il comune di San Gimignano alle spese di giudizio.